Presidente, lo Stato 50 anni dopo chiede scusa a queste genti, a questa popolazione, a questo territorio, un gesto dovuto. Diciamo che lo Stato non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Stiamo parlando di una tragedia annunciata che qualcuno ignobilmente e vergognosamente ha definito fatalità. Basterebbe leggere le parole di Tina Merlin per capire quanto fosse annunciata questa tragedia. Ricordiamolo, una montagna intera caduta nella diga, 2 chilometri di fronte, 500 metri di profondità e 400 metri di altezza. Una tragedia unica nel suo genere. Lei ha detto che avrebbe voluto qui il Presidente della Repubblica, oggi comunque viene il Presidente del Senato, insomma, che ha detto porterà le scuse, insomma, lei che ne pensa soddisfatto in qualche modo? Guarda, io penso innanzitutto che questa tragedia e questo anniversario, purtroppo triste anniversario, non abbia bisogno di polemiche politiche. Dico che le celebrazioni meritano le più alte cariche dello Stato, abbiamo la seconda carica dello Stato, siamo onorati di avere il Presidente Grasso che ha dimostrato sensibilità. Sembra, da quel che ho capito, che ci sarà anche il Presidente del Consiglio sabato mattina e va ricordato che qui questa tragedia ha segnato la storia di questa valle e soprattutto segna, io spero, un nuovo corso anche per il rispetto dell'ambiente e tutto quello che è il dissesto idrogeologico in questo Paese. E secondo lei l'ha segnato? Guardi, fino ad oggi noi dobbiamo rilevare che il 13,80% della superficie italiana, quasi il 14%, è una superficie a rischio, quindi cittadini che vivono in superficie a rischio. Paghiamo 1 miliardo di euro di danni per dissesto idrologico e 2 miliardi e mezzo per danni da terremoto ogni anno. Penso che il nuovo corso sia quello di pensare meno all'asfalto e di più alla tutela dell'ambiente. Presidente, passando ai temi di attualità politica, si torna a parlare di indulto e di amnistia. Io penso che la partita delle carceri, il sovraffollamento sia assolutamente segni degli aspetti di disumanità e di inciviltà che siano unici. Però le due grandi soluzioni sono svuotare le carceri o fare nuove carceri. Io sto dalla parte della seconda, facciamo nuove carceri, siamo tutti disponibili a finanziarle perché chi commette reati deve essere sicuramente punito e anche rieducato, ma in nuove carceri non per strada. La questione Berlusconi non c'entra quindi? Ma guardi, io non entro in queste partite perché poi in questo paese c'è come l'ottica del formicaio, inizi una formica e poi ti ritrovi una roba che è incomprensibile. Dico semplicemente che chi commette reati in senso generale deve scontare la pena, perché se da un lato c'è chi ha commesso reato, dall'altro c'è chi l'ha subito. In questa fase ci stiamo dimenticando di chi li ha subiti.